Anno nuovo, vecchie abitudini, torna ancora l'eccellenza, torna con la 16ª giornata di campionato, nonché la prima di girone di ritorno, che vede affrontarsi Partinico Audace e Don Carlo Misilmeri. Un saluto dal vostro caro Marco Genduso. Le squadre sono già entrate in campo, o meglio, all'angolo, ancora bisognerà aspettare qualche minutino prima di vedere questo match, un match che si prospetta sicuramente tanto interessante. Noi come sempre partiamo dalla classifica perché sono lì i dati iniziali, almeno quelli che forse possono fare qualche pronostico, comunque leggere un po' la partita, ma poi lo sapete meglio di me, il pallone poi è rotondo e da lì bisognerà soltanto vedere i suoi rimbalzi per poi decidere il risultato. Partiamo quindi con un po' di dati, un po' di statistiche, perché il Partinico Audace si trova al quinto posto con 26 punti in classifica, una grande stagione per la squadra oggi in casa qui al stadio Favazza di Terrasini. Misilmeri che invece si trova con un punto in più, dunque 27, ma 2 posizioni in più, ovvero terzo posto. Sicuramente sarà anche interessante il valore e il dato dei gol fatti e dei gol subiti, perché entrambe le squadre mi sentono molto interessanti, in quanto sono 19 gol fatti, 14 invece subiti per il Partinico Audace, 21 gol fatti tra i migliori attacchi, quelli della Don Carlo Misilmeri, ma anche tra le migliori difese, perché sono soltanto 11 le reti subite. Dunque questi dati sono veramente tanto importanti. Intanto partiamo anche dal commentare il clima di oggi. Sapete, noi commentiamo sempre anche un po' il clima prima di cominciare, c'è tanto vento e chissà che non possa essere uno dei temi di questa partita. Nel frattempo le squadre sono posizionate con i due capitani. Da un lato c'è Raimondi, dall'altro invece chiaramente Cosentino. Sono due giocatori che hanno un'esperienza incredibile, la quarta identità effettivamente parla anche da sola. Raimondi classe 85, Cosentino classe 88, ma giocatori che hanno veramente vestito tante maglie, hanno sempre fatto tanto bene in carriera. Cosentino, ricordiamo, viene a vedere il Palermo, ma non è il solo, c'è anche un giocatore che oggi è in panchina, è anche un ex di questa partita e non è l'unico, tra l'altro, che è Luigi Mendola, un giocatore che oggi parte dalla panchina. Un po' non ci aspettavamo forse partisse dal primo minuto contro la sua ex squadra. Non è così, ma sicuramente darà il suo apporto in partita a gara in corso. Nel frattempo si sta sistemando il Partinico Audace con Angelo Caronia, Maio numero 10, che ha ritrovato invece in Giuseppe Iezzi, uno dei compagni al Canicattì, in quel meraviglioso Canicattì che ha sfiorato la promozione in Serie D. C'è anche Denis Di Mercurio, ad esempio, ma nel frattempo c'è un piccolo momento per minuto di silenzio. Affitto anche il minuto di silenzio, si torna adesso in campo finalmente per questa prima partita di ritorno e anche prima partita del 2026 di Partinico Audace e Don Carlo Misilmeri. E sul pallone a Don Carlo Misilmeri con Santiago Sanz, ex Parmonval. Ricordiamo il cronometro inizierà a scorrere, istanti in cui ci sarà il primo tocco del match di oggi. Vediamo su chi andrà il pallone, credo su Cosentino per la sventagliata. I compagni di Cosentino sono chiaramente Caramanno e Vitale. Ormai tutta la stagione stanno praticamente giocando sempre loro. Mineo a centrocampo, più largo invece Cusimano con la destra, sulla fascia destra, sulla sinistra invece Ruffino. Mezzale, Mineo e Di Fatta con Sanz appunto in cambio di regia, Mustacciolo una seconda punta e poi lì davanti Nahuel Garriga che si è finalmente sbloccato un inizio un po' difficile, poi ha trovato il gol, inizia anche il match, inizia dunque la partita tra Partinico Audace e Don Carlo Misilmeri subito con gli ospiti, con la sventata offensiva ribattuta immediatamente da Duli, arrivato dal Marsala, lui che è stato invece tanti anni alle San Giorgio Piana con Mister Chinnici, l'ha seguito anche infatti nella sua avventura proprio a Marsala, poi invece ha deciso questo trasferimento. Dunque Caramanno, dunque di testa, Garriga allontana come può il Partinico Audace, poi Raimondi di testa svetta più in alto di tutti, la mette giù mistretta dalle parti di Iezzi,
subito tallonato dalla pressione alta di Ruffino, che addirittura torna dietro da Valerio Chimento. Vitale, ancora Chimento, Cosentino, Misilmeri che non vuole lasciare nulla al caso. Il terzo posto quest'anno forse sta un po' stretto, chissà. Palla molto complicata, infatti Caronia la capisce. Caronia per Mister la pianta, Caronia va giù ed è calcio di rigore, subito fallo di Cosentino, cartellino giallo ed è tiro dal dischetto. E calcio di rigore, ma l'errore è stato veramente abbastanza pesante, quello precedente, da parte di Sanz, se non abbiamo visto male, che viene subito rincuorato dai suoi compagni. E dal dischetto vediamo chi va, perché dopo 2 minuti potrebbe subito sbloccarsi il match, potrebbe essere anche il primo gol del 2026 nel girone A di eccellenza. E va Mistretta, se non sbaglio. Sì, va proprio Mistretta. Va dal dischetto, Mistretta! Non sbaglia! Da centrale, va benissimo così, la sblocca il Partinico Dace, che fa anche il primo gol del 2026, non soltanto per la prima società, ma anche del campionato di eccellenza girone A, 1-0. E l'ha sbloccata il Partinico Daci dopo nemmeno 3 minuti, ed è subito vantaggio. Dunque alla prima occasione il re di Sanz è stato abbastanza, anzi non era Sanz, era di fatta, chiedo scusa, adesso vediamo conferma, non abbiamo visto bene il numero del giocatore, ma non è Sanz sicuramente, no, perché era Mustacciolo, il re è stato di Mustacciolo con la maglia numero 8. È stato suo un passaggio killer in orizzontale, non bisogna mai fare questo genere di passaggi, e da lì infatti Caronia non se l'è fatto dire 2 volte, un giocatore così esperto come Angelo Caronia ha rubato il pallone, e da lì poi insomma sciata molto dura, ma sul pallone da parte di Giorgio, poi Mistretta, anticipo, fallo ancora. Bella qui la sciata da parte di Giorgio, molto duro su Mustacciolo, che ha bisogno forse un attimino di riprendersi, perché iniziare dopo 2 minuti fare quell'errore e regalare il gol del vantaggio non è facile, ma un giocatore come lui deve assolutamente riprendersi, deve capire che questi errori purtroppo capitano. Raimondi per il tocco poi verso l'interno parte di Mercurio, la ruba anche giù Cusumano, fallo da parte di Alessio Alfano. Si riparte da dietro con Cosentino. Cosentino ancora, lancio lungo a cercare sempre Cusumano, ma il campo è anche terminato e dunque palla fuori. Sbloccarla dopo veramente 2 minuti e 30 è qualcosa di positivo per qualsiasi squadra, lo è sicuramente per il Partinico Dace, che adesso si trova avanti in questo scontro dietro, che potrebbe significare anche il sorpasso in classifica. La gara di andata, ricordiamo, 1-1 al giornalisio di Misilmeri. Intanto Cicca, lo stop Caramanno, e si rivà da Chimento, la controlla con un po' di difficoltà, poi rilancio lungo proprio sui piedi di Iezzi, Mistretta, poi Mustacciolo, allargato un braccio probabilmente sull'ex Athletic, che si prende questo calcio di punizione e fa un attimo riflettere i suoi, perché il momento non è positivo con della Don Carlo Misilmeri, anche Chimento nel rilancio non è stato molto pulito. Vitale, lancio lungo, buon cercare Garriga, Raimondi, poi Mineo va a lottare come sempre di Giorgio, rischia tanto, il passaggio all'indietro, di fatta Valli su quel pallone,
e per poco Polizzi non la combinava veramente grossissima, e questo vento non sta aiutando i giocatori in campo, l'avevamo detto anche nei primi minuti della nostra diretta, ed effettivamente quel pallone si è un po' fermato, poi con il tocco di Fatta poteva veramente essere pericoloso. Di Fatta sta giocando come seconda punta al posto invece di Musacciolo, che invece è più indietro, erroneamente, come avevamo comunicato precedentemente. Chimento la controlla ancora una volta, non è pulitissimo Ruffino, poi Grillo ad anticipare, palla è fuori in rimessa laterale, è un buon partito Audace, un po' peggio invece da Don Carlo Misilmeri, ma siamo veramente agli inizi di questa partita, soltanto 6 minuti di gioco, insomma credo che vada bene anche così. Rimessa con le mani, va Ruffino, anzi no, Caramanno a battere. Battuta lunga, va giù, si continua, e poi palla di Sanz dalle parti di Vitale che avanza, ennesimo lancio della sua partita verso Garriga che lascia rimbalzare, e poi Martignetti senza battere allo stile decide di spazzarla in scivolata, quasi una rovesciata praticamente da parte dell'ex Athletic, che allontana. Vitale scambia ancora con il compagno, traversone come sempre dalle parti di Fatta, e Vitale lì quando sale può essere veramente un fattore, perché ha veramente un gran bel piede, e quando riesce a trovare spazio sull'out di destra è sempre molto interessante vederlo giocare lì. Poi puntare anche un traversone, l'ha fatto già 2 volte, la terza se vogliamo includere anche il lancio precedente. Comunque sicuramente questa è stata la più importante. Poi scivolata provvidenziale di Vitale che riesce ad allungare soltanto verso Caramia, che si inventa un gol fantasmagorico, e l'esultanza ancora con i compagni in panchina. 2-0 soltanto a parte di Audace. E questo è un classico gol di Angelo Caronia, che con il destro è stato perfetto, aveva visto fuori dai pali Chimento, e lì lui, uno come lui non se lo può fare ripetere 2 volte. E si ritorna dunque in campo con il risultato di 2-0. Un super partita c'è di Mercurio, poi scivolata molto dura da parte di Sanz. Sicuramente c'è anche un po' di nervosismo probabilmente tra gli uomini ospiti, che non hanno impattato bene in questo 2026, e l'ho fatto invece al contrario il partito Audace, con un inizio super. Il fischio dato del signor Alessandro Ingrassia insieme al signor Davide Bartolotta e Gaspare Piraino, tutti e 3 di Palermo, una terna arbitrale palermitana oggi. Questo importantissimo scontro che al momento vede il partito Audace sopra di 2 reti. È vero, inizia soltanto da 9 minuti, ma sembra veramente essere già ben indirizzata, ma lo sapete meglio di me, la partita dura 90 minuti, di conseguenza non bisogna mai cantare vittoria. Lo sa sicuramente mister Giannusa, che vorrà la testa da parte dei suoi ragazzi, che sicuramente adesso non devono mollare, non devono smettere di giocare, anzi devono continuare a attaccare un Misilmeri che invece oggi sembra un po' sottotono, ma ripetiamo ancora una volta, soltanto il 9° minuto, non ci sono state ancora chiare occasioni da reti per la formazione ospite, che è anche il terzo miglior attacco, quindi sicuramente non latiteranno. Va giù Mistretta, la controlla Ruffino sulla pressione di Iezzi, poi si ferma, Iezzi qui aveva concesso il fianco, ma poi con esperienza Ruffino è stato bravo a fargliela sbattere di sopra. Cosentino si prende lui la responsabilità da capitano vero, fascia al braccio e allarga Damineo, classe 2007, grande stagione per lui, sbaglia il tocco, anticipo di Di Mercurio che poi alza pure questo pallone. Sanz la controlla e poi alla meglio ancora Alex Parmon, Valle Sanz allarga il gioco, bella verticale per Cusumano, la sporca Di Mercurio, per l'ultimo tocco credo sia di Cusumano, vediamo, e infatti dal fondo l'ha toccata Cusumano. Di Mercurio dice eh sì, vi l'ho fatta sbattere io lì, e poi Polizzi si chiarisce col direttore di gara, forse voleva un po' più di sicurezza.
Andrà Polizzi sicuramente lungo. Di Giorgio va giù, spinto da dietro da Sanz, che chiede scusa comunque. E poi Duli lascia a Pippo Raimondi. Ecco Duli che alza il pallone a cercare Grillo, la velocità, ma c'è l'anticipo il Ruffino, la mette anche fuori, quasi fuori dal campo, e rimessa tra le comunque zona offensiva con Grillo sul pallone. Iezzi fa cenno al compagno di aspettare, forse per attendere l'arrivo dei compagni. C'è dentro l'area mistretta, c'è anche Caronia, però gioco aereo, Caronia forse non è il più indicato per lui, infatti si fa da mistretta, poi Iezzi cerca di lottare, non ci riesce, poi invece lo fa a gran spolvero Caramanno, ma il passaggio per Garriga sembra leggermente profondo, infatti non ci arriva l'argentino. Dennis Di Mercurio, Martignetti, Polizzi, Martignetti ancora. Rilancio lungo per Mistretta, salta di testa soprattutto Vitale, è stato protagonista del secondo gol subito perché lui l'ha allungata per poi farla prendere a Caronia, è stato anche un po' sfortunato, probabilmente il vento non l'ha aiutato, però bisogna anche dire la verità. Palla dentro di Alfano, sbaglia tutto, capisce Caramanno che si autolancia con personalità, Mineo lascia scorrere il pallone, forse un po' troppo, no, e invece sì. Ha provato a tenerlo in campo, non ci è riuscito. Dicevamo, è stato un po' sfortunato probabilmente Vitale perché in quel pallone lui l'ha allungato probabilmente per farlo andare fuori, ma il vento non è stato suo amico in questo caso e di conseguenza ha aperto poi una prateria ad Angelo Caronia che poi fa un gol incredibile perché con pallonetto da lì soltanto se hai dei piedi particolari puoi farlo. Caronia sicuramente ce li ha. Mustacciolo va giù, fallo, forse c'è anche il giallo, vediamo. Senza scomposto l'intervento davanti di Alfano che si è visto soffiare il pallone e poi lo ha steso, ma non c'è cartellino giallo, minuto 13 di gioco, forse qui poteva anche starci. E lo richiama, forse dice alla prossima ti ammonisco. Caravanno. Ruffino, scontro con Grillo, poi Iezzi lo aiuta, c'è la sovrapposizione ancora, Iezzi apre tutto con il mancino ma sbaglia la misura del passaggio, errore da parte dell'ex San Cataldese. Vitale non ha fretta il Misilmeri di velocizzare troppo, vuole giocare con intelligenza, non vuole sbagliare ancora. Sanz, palla in verticale, forse un po' troppo, la controlla Martignetti e poi Caronia di testa l'allunga come può. Vitale due volte, prima petto, poi testa, poi Mistretta salta e c'è fallo su Sanz. Mistretta non è d'accordo, ma il signore Grassia dice che così. Rapidamente Cosentino, Vitale, traversone, diventa praticamente quasi un tiro e poi Polizzi con un'uscita abbastanza rivedibile riesce comunque a essere efficace. Cosentino di testa, Chimento, Cosentino, Caramanno, dialoga con Mustacciolo, Cosentino, c'è largo Vitale, se sale come sempre dalle parti del 6 che infatti riceve il pallone. Vitale, lancio lungo ancora una volta, poi Di Mercurio chiude, sempre un maestro in questo genere di tagli difensivi, l'ex Canicattier, giocatore che ha veramente tanta esperienza, un giocatore che se vuoi vincere il campionato comunque devi sempre avere squadra. Gioca a sinistra, gioca a destra, gioca come quinto di centrocampo, come terzino, all'occorrenza anche braccetto di sinistra e di destra, insomma la sua duttilità è sempre molto utile. Vitale, Garriga fa sportellate, si gira anche molto bene, Garriga ancora non riesce a calciare, poi Raimondi
mette una pezza, esce lui, palla al piede, passaggio su Mistretta, Cosentino, che poi fa canestro anche nel cestino. Chiaramente non sono punti in più questi. Tanto sarà quindi rimesso laterale, poi non è stato rimesso in campo da un bambino gentile che lo ha subito ridato. E poi Caronia a battere con le mani, si fa vedere Alfano, però adesso si nasconde un poco. Di Mercurio, Mistretta, lavora con Cosentino, la controlla, riesce comunque a servire il compagno. Di Giorgio, Grillo, finta con la suola, cerca di danzare sul pallone, trova l'opposizione del Misilmeri che è addirittura in 3 a fermarlo, poi Grillo sfonda tutti e commette anche fallo, calcio di punizione corretto, fischiato dal signor Ingrassi. Caramanno da Cosentino, vediamo se si appoggia come sempre da Vitale, questa volta sembra di no. Accorcia anche Sanse, ma il pallone non va su di lui. Mustacciolo, Sanse, 1-2, Caramanno la controlla ancora, libero sul mancino, riviene sul destro, Caramanno cerca un passaggio dentro verso Mineo, la controlla Garriga, Mineo vuole calciare, in anticipata all'ultimo, poi Mustacciolo la controlla, da dietro Mistretta, poi Duli la svirgola un po' e Di Mercurio mette una pezza. Cosentino, dalle parti di Ruffino, l'ultimo tocco di Iezzi, dunque rimessa laterale. Ancora non si è acceso Giuseppe Iezzi, giocatore molto molto tecnico, tanto veloce, esperienza tra eccellenza e Serie D, gli ultimi anni soprattutto, la D, dopo essere esploso con la maglietta delle Canicattì. Mistretta la controlla col mancino, la porta in progressione, sovrapposizione di Iezzi proprio verso di lui, ma è uscito in anticipo Cosentino che ha lasciato un po' la sua posizione da centrale, da leader difensivo per quasi fare il braccetto di sinistra, in questo caso l'ha fatto anche molto bene. Grillo, Iezzi, 1-2, palla che funziona, Grillo ancora, attraverso l'ultimo tocco, credo sia di Grillo, e infatti è così, perché è stato molto molto bravo Ruffino a farla sbattere proprio sulla tibia dell'esterno maglia numero 2, maglia bianca, e dunque rimessa dal fondo con Chimento che ha avuto un po' di difficoltà di rilancio, infatti qui si appoggia da Cosentino. Vitale, Sanz, palla in cassaforte sull'argentino, ex Parmonval. Vitale ancora, Garriga lascia scorrere questa palla, Raimondi la spazza sulla seconda, poi buca qui Sanz, Caronia va giù, si continua, Mistretta, calcio di punizione, anche giallo per Sanz. Il secondo giallo della partita dopo 19 minuti quasi, questa volta per Sanz, che non ha fatto ripartire il duo Caronia-Mistretta, che effettivamente sta dando tanta difficoltà oggi alla Don Carlo Misilmeri. Ricordiamo il risultato di 2-0 per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali sportivi, ma come diciamo sempre siamo sicuri che ci state seguendo veramente dall'inizio, anche prima quasi, praticamente, che è veramente una gran bella partita. 2-0 subito sbloccata al rigore di Mistretta, poi la magia di Angelo Caronia che ha deciso di fare quel gol lì, veramente un gol bellissimo. Del calcio di punizione con Caronia sul punto di battuta, ma c'è anche Di Mercurio vicino a lui, ma credo che dalla rincorsa sembra Caronia voglia andare. Appoggia per Di Mercurio, conclusione forte ma troppo esterna ed effettivamente finisce anche in out. Caramanno, Cosentino, può avanzare il baluardo difensivo del Misilmeri. Vitale si appoggia da Garriga che fa sempre a sportellate, ma ancora una volta non la riesce a controllare come avrebbe voluto, e dunque Polizzi con le mani che salgono i compagni, va a lungo, se rimbalza il pallone, non lo fa rimbalzare qui Caramanno, poi si impenna con Ruffino che la tocca pure, forse è anche rimessa per il Partinico, vediamo, no, perché l'ultimo tocco è proprio da parte di Iezzi, sembrava in realtà il contrario da qui, però ci fidiamo chiaramente
l'assistente dell'arbitro, insomma, che ricordiamo oggi signor Gaspare Piraino e Davide Bartolotta, entrambi della sezione di Palermo, insieme al signor Ingrassia, sempre della sezione di Palermo. Mustacciolo lascia a Ruffino l'onere della battuta. Messa con le mani, salta Garriga, forse sbraccia un po', ma il controllo non è perfetto. Raimondi allontana come può e come viene. C'è qualche protesta forse da parte di mister Tommaso Napoli, che infatti va proprio lì. C'è qualche protesta effettivamente, e se non sbaglio c'era anche il DS Piccone, e qui sembra lui, almeno non abbiamo purtroppo telecamere che possano darci la conferma, ma credo dalla fisionomia fosse lui. Sarà quindi rimessa laterale, ma zona praticamente super offensiva, con Ruffino che potrebbe andare direttamente dentro con una rimessa lunga. Si avvicina però Sanz. Ruffino va a lungo, allontana proprio la difesa, poi conclusione forte, anche poco precisa da parte di Santiago Sanz, che l'ha presa quasi per liberarsi del pallone piuttosto che calciare veramente verso la porta, ma era tanto complicato. Oggi un po' in ombra invece di Fatta, che sta facendo una grande stagione quest'anno, però con diversi gol, però pochi palloni giocati per lui. Garriga sta un po' battagliando, ma lo scontro con Raimondi non è facile. Alfano di testa, Caronia, poi la lascia lì Caramanno e Cosentino la controlla. Ruffino, Chimento sbaglia il controllo, poi Caronia, ed è ancora calcio di rigore. È ancora calcio di rigore, ma l'avevamo detto, Chimento con i piedi non stava andando bene. Questo è un bruttissimo errore, ed è anche giallo per il portiere che non dice nulla. E vediamo chi andrà dal dischetto, se andrà ancora Mistretta o se invece si cambierà il battitore. Vedremo. Allora il pallone l'ha preso Mistretta, quindi probabilmente potrebbe andare lui, ma potrebbe anche cedere il compagno. Se non sbaglio c'è Iezzi sul dischetto e forse Mistretta glielo consegna, vediamo. Non sembra contentissimo Mistretta, perché vorrebbe calciare lui probabilmente. Adesso però glielo lascia e va proprio Giuseppe Iezzi. Batticinque anche con Denis Di Mercurio. E va proprio Iezzi che sta sistemando ancora il pallone, perché chiaramente con tutto questo vento non è facile farlo stare fermo. Iezzi contro Chimento. Precedenza Mistretta era andato centrale, aveva battuto il portiere. Vediamo Iezzi se incrocerà o se invece aprirà il piattone. Va Iezzi, batte Iezzi che spiazza Chimento e 3-0 fuori verso la telecamera. Adesso è tutto più facile per il partito di Caudace. 3-0. Una Misilmeri incomprensibile oggi, 3-0 sotto, con un super parte di Caudace, un super Angelo Caronia che quasi ha preso questo calcio di rigore, si è preso anche un calcio da parte di Chimento. È stato molto bravo a credere su quel pallone, perché Chimento non aveva dato effettivamente tanta sicurezza, palla al piede, anche in precedenza con qualche rinvio non perfetto e qualche controllo non entusiasmante, e da lì infatti è stato molto bravo Caronia a capire tutto in anticipo e andare su di lui. Sanz con l'esterno, bella palla per Cusumano, la controlla poi Di Mercurio di testa e Mineo va a lottare su quel pallone, casca giù Alfano, Mineo ancora la difende e con il tacco non trova però il compagno Di Mercurio. Alfano, Sanz è anche ammonito e rischia tanto, c'è fallo e ricordiamo è ammonito Santiago Sanz, non deve fare questi interventi. È stata un'entrata parecchio decisa da parte dell'argentino,
Andrà Polizzi. Rimessa lunga, Ruffino lascia scorrere. Esterno classe 2004, lascia al compagno Caramanno, anche lui classe 2004, nonché vice capitano Don Carlo Misilmeri. Raimondi di testa, svetta pianato di tutti, Cosentino risponde, Raimondi ancora, quasi un ping pong tra i due. Poi Grillo con l'ultimo tocco di Mustacciolo e ancora rimessa per il Partinico Audace che ricordiamo 3-0 sopra dopo quasi 27 di gioco. Veramente una gran partita quella da parte dei padroni di casa che in questo momento supererebbero proprio la Don Carlo Misilmeri andando a quota 29 contro invece i 27 del Misilmeri. Ma sono ancora praticamente 2/3 di partita. Mustacciolo rischia tanto in mezzo a due, se la complica la vita, riesce comunque a passare, semplice anche fallo con Iezze che poi commette un'irregolarità. Iezze autore del gol del 3-0, tutti gli attaccanti sono andati in gol, tutto il tridente, Caronia, Iezze e Mistretta, non me ne vogliono però Mistretta e Iezze, ma il gol più bello sicuramente è quello di Angelo Caronia. Cosentino, Caramanno, si fa vedere Sanze, dove cerca una sventagliata lunga, Raimondi di piede le prende praticamente tutti oggi. Iezze, adesso senso di fatta. Poi Ruffino, palla nuovamente sul 10, che vuole rientrare sul destro, lo fa bene, taglia il campo, Sanze, verticale, Mineo, la controlla, potrebbe anche calciare Caronia, perfetto anche in fase difensiva, e poi palla allontanata immediatamente. Chimento per una volta in difficoltà sulla pressione alta degli avversari. E poi Caramanno dice al compagno forse di non salire troppo, al portiere Chimento dice vai in porta, la palla la aggiusteremo noi in difesa, credo sia questo quello che volesse dire al compagno. Minuto 28 di gioco, 3-0. Chimento per Cosentino. Però bisogna ribattere. La palla forse non era nella linea. Cosentino facendo i compagni di salire, va a lungo da Garriga che la allunga di testa, poi Raimondi ancora, Sanze, Mineo si stacca, arriva però in anticipo Vitale, poi Caronia come sempre inutilissimo, Alfano in mezzo a due, danza sul pallone di Mercurio, bella finta però quella volta ad eludere le marcheture, poi il pallone che passa a Caronia di tacco, gioca benissimo sul Partinico Audace, un po' troppo sul velluto però la giocata di Denisi Mercurio e Caronia che ti danno anche un batticinque a dire va bene, proviamole queste giocate, possiamo farlo. Vitale, bisognerebbe quantomeno riaprire la partita con un gol per la Don Carlo Misilmeri per poi forse crederci un po' di più. Immaginiamo che all'intervallo mister Napoli non ne lascerà andare tanti commenti positivi, ma penso che cercherà con la sua esperienza chiaramente di toccare le corde giuste, quantomeno della motivazione. Caronia, finta di corpo, poi cerca Mistretta, palla che passa, si gira su Cosentino, di ritorno per Alfano, poco servito oggi dai compagni. Caronia, finta contro finta, si appoggia Alfano, Martignetti va dall'altra parte da Duli, poi sbaglia Cosentino l'appoggio, ma c'è un intervento irregolare precedente, di conseguenza calcio di punizione, minuto 30 di gioco con Cosentino, Mustacciolo scivolata ancora una volta utilissima da parte di Di Giorgio, riparte
Iezzi che apre dalle parti di Mistretta sul mancino, può calciare! E lo fa ancora 4-0, ma questa palla non può entrare, tirando da lì, credo sia rimbalzata davanti a Chimento e 4-0. Doccia freddissima ancora una volta per il Misilmeri, chiaramente, che sopra di 4-0, incredibile quello che sta succedendo oggi alle Favazze, nel 2026 non fortunato. Nel frattempo ci sono dei movimenti in panchina per la Don Carlo, ma non riusciamo a capire al momento di chi si tratti. Ci sono 3 giocatori e poi mi stretta a dire ancora continuiamo, insomma non vogliono fermarsi, ma adesso la mentalità, un po' il morale è veramente sottoterra per la Don Carlo, che è sotto di 4 gol. Don Carlo che aveva subito 11 gol in questo campionato, quindi veramente una delle migliori difese di questo campionato. Come sempre mister Napoli è un allenatore molto attento alla fase difensiva. Oggi però 4 gol sono arrivati soltanto in 30 minuti, non positivo. Bisogna però dire anche che 2 sono stati calci di rigore su 2 errori individuali. Il gol di Caronia è stata tanta sfortuna, perché Vitale l'aveva anche in realtà quasi fermato, ma il vento non l'ha aiutato. Poi qui su questo ultimo gol, il quarto, credo che Chimento potesse fare un po' di più, però la palla forse ha avuto anche una deviazione, potrebbe essere sarà quindi rimessa laterale, ma con le mani Cusumano. Oggi praticamente non si è mai sentito. Vitale finta, apre dietro da Sanze, il faro del centrocampo, Mustacciolo pressato, riesce comunque ad appoggiarsi dietro Sanze, apre verso Mineo, ancora una volta Di Giorgio sta facendo una partita incredibile in fase di interdizione, ferma praticamente tutto e poi apre, prende un buco su Alfano, c'è Mistretta, potrebbe fare il 5-0, Mistretta la controlla però direttamente fuori. Nel frattempo c'è veramente tanto vento e si vede anche in lontananza un aereo che parte chiaramente da Punta Raisi. Leoporto, Falcone, Borsellino, sentite anche il rumore di questo aereo che effettivamente si fa notare oggi in questo campo. Cosentino intanto un inizio di 2026 shock per il Misilmeri questo pomeriggio. Iezzi, apertura, Mistretta che calcio ancora! Non ci può bene qualsiasi cosa al partito audace, perché 5-0, questo però è veramente il gol più bello di Mistretta oggi. 5-0, incredibile partita audace oggi. Adesso veramente ogni tiro praticamente è un gol. È un Misilmeri adesso che, se dicevamo, aveva il morale praticamente a terra sul 3 o 4-0, adesso sul quinto credo sia ancora peggio. Infatti dalla prossemica di Sanze si capisce anche molto bene che non c'è veramente motivazione adesso in campo. Mustacciolo, Vitale sbaglia il tocco verso Garriga, palla che si impenna, Cosentino è puntuale, poi Caronia controllo, anticipo di Cusumano e Vitale allontana come può. Garriga cerca di controllarla, va a lottare con gli avversari anche la meglio. Cusumano, Sanze, centrale, Mustacciolo, ancora una volta erroraccio da parte di Mustacciolo, il secondo della sua partita. Iezzi entra dentro, apertura per Mistretta e poi Vitale super con un bell'anticipo sul suo avversario, ha fatto una bella chiusura qui il difensore centrale, evitando il sesto gol. Insomma sarebbe stato veramente un passivo anche eccessivo. È vero che praticamente sta giocando sicuramente meglio
rispetto a Don Carlo Misilmeri, un netto dominio, però 5-0 un po' reso molto largo, forse qualcosina meno, possibilmente, però sicuramente la vittoria al momento è più che corretta, tanto va giù Mustacciolo, fallo su Iezzi. Grillo, esce in pressione Ruffino, Duli. Oggi praticamente sia Duli che Martignetti non stanno praticamente difendendo, un po' di più Raimondi che ha avuto tanti palloni che ha allontanato. Duli, poi Di Giorgio, per lui veramente una partita incredibile, in fase di interdizione è stato straordinario. Di Mercurio alza la palla, Mineo mette tutti d'accordo, poi Di Mercurio ancora la meglio in mezzo a due, Di Mercurio e poi sbatte sopra il muro argentino di Sanz. E va Di Mercurio a battere con le mani, si avvicina a Mistretta, va proprio su di lui col tacco addirittura un po' troppo, infatti anche Raimondi è un po' a rimproverare l'attaccante, a dire non fare queste cose, ma gioca un po' più semplice. Chimento si appoggia rapidamente da Caramanno. Giro palla, nel frattempo si stanno riscaldando 3 uomini, dicevamo, per la Don Carlo Misilmeri, non riusciamo a capire da qui di chi si tratti, poi ve lo diremo, sicuramente li vedremo in campo già dal secondo tempo, perché Mister Napoli non è contento oggi, e infatti è stranamente silenzioso. Sanz, apertura su Ruffino, fa una buona giocata qui, la presciolata chiude in anticipo, poi rimasto a terra Grillo, palla che viene messa fuori, con Grillo molto dolorante. Ci sono oggi diversi ex in panchina, ne citiamo 2, la Vardera e Mendola, che potrebbero fare il loro ingresso in questo secondo tempo. Ci aspettiamo anche qualche cambio per il Porto di Codace, chiaramente si sta ritornando in campo dopo la sosta. Chiaramente una sosta che ha fatto benissimo al Partinico, un po' meno invece la Don Carlo Misilmeri, che appare veramente tanto in difficoltà e in apnea, oserei dire. Nel frattempo è ancora giù Grillo, cioè credo che sia tutto ok per il numero 2. Si è rialzato adesso, leggermente claudicante, però sembra tutto ok. Per palla viene restituita sportivamente con Raimondi che infatti applaude. Polizzi con il petto la mette giù come può Caramanno, viene anche saltato Di Giorgio, pulisce come sempre il pallone, poi si concede anche un piccolo dribbling, si appoggia a Caronia di prima Costantino, poi Sanz mette tutti d'accordo, vuole un compagno, il lancio verso Garriga, ma ancora una volta è sbagliata l'idea. Raimondi allontana con Vitale che la spazza lontanissimo, Garriga la controlla anche con tanta qualità l'argentino, Nahuel Garriga verso Mineo, poi Raimondi ancora una volta mette una pezza e dimostra ancora tanta qualità. Grazie 85, 40 primavere per lui. Costantino, poi il passaggio per Chimento che si era mosso, il rilancio poi è sbagliato. Iezzi entra dentro la riga, appoggia Mistretta, la controlla, Mancino 6-0, ma il Misilmeri oggi veramente non c'è poker. Sta veramente succedendo di tutto tra Misilmeri. Così è andato dietro, non ha trovato Di Salvo che è Chimento, e da lì il portiere poi ha spazzato un po', ma soltanto trovato i piedi di Iezzi, che da lì è stato molto bravo a non puntare la porta ma a servire Mistretta, che da lì fa poker.
un Misilmeri veramente oggi negativissimo. Ed è una notizia perché aveva subito soltanto, ripetiamo, 11 gol in tutto il campionato, ha subito 6 oggi in un tempo. Veramente incredibile, soprattutto per la qualità della squadra di Mister Napoli, con dei giocatori molto molto forti come Garriga, appunto, Sanz, Cosentino, però è un 2026 che inizia veramente in maniera molto molto amara con questo incredibile risultato. Poi sicuramente bisogna anche lodare il cinismo del Partinico Audace, che non ne sta veramente sbagliando una, però Misilmeri ne ha concesse veramente tante. Poi calcia da fuori la deviazione di Garriga, tocca a Raimondi e Di Mercurio allontana di testa poi Mustacciolo con il petto addirittura Polizzi. Troppi errori individuali da parte delle Misilmeri, che ha praticamente regalato 3 o addirittura 4 gol al Partinico. Alfano si gira sulla pressione di Mustacciolo, trova comunque il compagno, quasi scivola da solo Duli. Grillo di Giorgio, fallo di Sanz. Dice di no l'argentino. Di Giorgio, Alfano, tocco un po' complicato su Duli che rientra, e poi Mancino, il tacco a liberare perfetto di Iezzi per Alfano che avanza, si va a scontrare però contro il muro, chiamato Cosentino, tutto regolare. Cosentino con l'esterno appoggia da Cusumano che può avanzare, c'è Garriga molto largo, lo serve adesso, apertura profonda, rientra con il tacco, ci riprova ma non riesce, lo fa adesso col Mancino. E poi Di Mercurio ancora una volta è straordinario nella fase difensiva. Anzi no, era Mistretta addirittura, chiedo scusa. Garriga si gira, va anche giù, non c'è nulla per dietro di gara. Poi Caronia lo vuole fare anche lui come l'avversario, però questa volta c'è il fallo. Si lamenta Vitale, dice di non aver commesso fallo, ma il titolare era molto vicino. Si ringrazia, che sta infatti discutendo adesso con Mineo. Non c'è fretta chiaramente per Polizzi, che può battere con estrema serenità questo calcio di punizione, mette il pallone lì sul punto. Vediamo se ci sarà anche qualche minuto di recupero, perché non si 6 gol, quindi ci aspettiamo qualcosina da recuperare. Mistretta, testa Cosentino, poi direttamente rimessa laterale con Di Mercurio. E signor ringrazia, dice a Di Mercurio di velocizzare un attimo. Caronia, poi Cusumano davanti con il fisico e lascia la battuta, l'onere della battuta a Vitale che va a lungo. Raimondi ancora in testa svetta più alto di tutti. Sanz, ping pong, Raimondi, poi Di Giorgio mette giù una palla complicata e Ruffino gliela sbatte di sopra, ma poi riesce comunque ad avere la meglio il 4, che oggi non sta veramente sbagliando nulla, sta pulendo tutti i palloni, è un riciclatore di palloni oggi Di Giorgio, è quello che deve fare effettivamente in quel ruolo, lo fa meravigliosamente. Che sicuramente Mistretta ha fatto 4 gol, Caronia ne ha fatto uno, tra l'altro molto bello, conquistato anche il calcio di rigore, però la partita di Di Giorgio va sottolineata perché da quelle parti non passa nessuno, l'azione parte quasi sempre da lui. Poi Ruffino scambia con Di Fatta, torna dietro Mustacciolo, mancano 20 secondi, poi o ci sarà l'intervallo oppure ci sarà qualcosa da recuperare. Sanz, fallo. Va rapido, guarda il cronometro, sicuramente sarà l'ultima azione, infatti fischietto in bocca e finisce anche il primo tempo. 6-0 per il Partinico Audace, ma come sempre vi ricordiamo di rimanere qui sui canali sportivi, perché qui il secondo tempo della sfida. A dopo. Ultimo atto del girone di andata e del 2025 per Lascari, Cefalù e Città di Mistretta, che si ritrovano di fronte allo stadio Ilardo di Lascari. Partita fondamentale per entrambe le squadre, forse un po' di più per gli uomini di Comito, che con una vittoria
si assicurerebbero il titolo di campioni d'inverno e partono infatti subito forte i padroni di casa in tenuta giallo-rossa con questa azione che parte dal piede di Tiscione per arrivare a destra dove c'è Portera che dal limite controlla e calcia, ma la sfera si perde fuori. Al minuto 12 prima occasione da parte del Mistretta, questa volta sull'out di sinistra con il tentativo di cross, il servizio all'indietro per questo piattone di Raccuglia che per poco non batte man mano, poi dall'altra parte calcio d'angolo, palla inattiva con Tiscione che dall'altra parte raccoglie, effettua il conto cross, Mocciaro di testa, palla che sorvola la traversa alla mezz'ora, altro gran lancio di Pippo Tiscione, particolarmente ispirato quest'oggi, poi Cotugno per Pastorella che va subito sotto misura, apre il piattone sinistro e alla mezz'ora porta in vantaggio il Lascari Cefalù, ancora in gol l'esterno offensivo palermitano, sempre più fondamentale, sempre più importante per il Lascari Cefalù. Poi prova a reagire il Mistretta, ma il direttore di gara proprio su una ripartenza pone fine al primo tempo tra le proteste degli uomini in maglia bianco-blu. Allora con le immagini passiamo al secondo tempo, siamo praticamente a metà della ripresa, colpo di testa di Diaz da calcio d'angolo con sfera che si perde fuori, poi la ripartenza è fulminea da parte del Lascari Cefalù direttamente dal rinvio di man mano, ci pensa Danny Mocciaro a mettere il gol del 2-0, non poteva che essere il bomber a cercare di mettere in ghiaccio e al sicuro la partita, poi calcio di punizione dall'altra parte, dopo una decina di minuti da parte di Mormino, bloccato da man mano, in pieno recupero arriva il gol della bandiera da parte del Mistretta con questa azione insistita, è proprio Mormino che va a raccogliere, si gira molto bene, calcia col destro, la mette lì dove man mano questa volta non può arrivare, e il gol del 2-1 prova a riaprire la partita il Città di Mistretta, ma proprio subito dopo il calcio di ripresa delle ostilità finisce la partita, il Lascari batte il Mistretta ed è campione d'inverno. Calenziopario sul girone di andata. Nel girone A del campionato di eccellenza siciliana si gioca allo stadio di Noliotta tra il Licata, capolista reduce dallo 0-0 di Sciacca, e il Camarat che a sua volta ha effettuato diversi cambiamenti dal punto di vista tecnico, tanto nervosismo, tanta tensione da una parte e dall'altra nei primi minuti di gioco, diversi i capannelli tra giocatori di entrambe le fazioni, poi arrivano le prime occasioni, intanto con questo fallo laterale di Privitera con la palla che spiova in aria, c'è il colpo di testa e c'è il miracolo da parte di Dolenti, poi in qualche modo libera la difesa del Camarat che poi prova a reagire con una giocata dall'altra parte. Osvaldo converge, crossa in mezzo, la palla arriva nel cuore dell'area di rigore dove ci pensa uno dei 9 arrivati, Emanuele Osavie, a portare in vantaggio il Camarat a sorpresa. Gelato il pubblico del Dino Liotta da questo inserimento su un cross dalla destra da parte di Osvaldo, e arriva il numero 3 a metterla dentro, prova la reazione subito il Licata con questo cross di Lapiana, non arriva nessuno, ci sono anche delle proteste per un presunto contatto all'interno dell'area di rigore dove va giù tra gli altri anche il numero 11 Arario, poi proprio Arario nel secondo tempo, pochissime le palle gol nella prima frazione, conclusione di Arario che si spegne fuori, poi calcio di punizione sempre per il Licata che assalta l'arma bianca, la metà campo del Camarat, la punizione di Privitera, tanta potenza, poca precisione, poi prova all'improvviso a farsi rivedere in avanti anche il Camarat con questo tiro cross dalla destra da parte di Cuffaro, smanacciato in qualche modo da Valenti. Poi torna a farsi vedere la squadra di Bonfatto che attacca sulla destra sempre con Arario, il suo cross arcuato sul secondo palo, tenta la sforbiciata Minacori, la palla però termina lontana dallo specchio della porta, poi inserimento dalla destra da parte di Frugnone con il cross e c'è un tocco di mano reclamato dai giocatori del Licata, lo possiamo vedere da questo replay, la spaccata da parte proprio di Osavie che forse la tocca col braccio di richiamo, in ogni caso il direttore di gara non ravvisa gli estremi per il calcio di rigore, poi conclusione dalla distanza estemporanea da parte di Pierce che si perde lontano dalla porta di Valenti, dall'altra parte cross dalla sinistra per il Licata, la palla arriva dalle parti di Arario, poi conclusione da parte di Minacori che trova una deviazione decisiva da parte di Mirabelli, calcio di punizione per il Licata poco dopo con Tommy Flores che cerca direttamente la porta, decisamente non la trova l'ex di Athletic Club Palermo e Don Carlo Misilmeri, dall'altra parte l'iniziativa di Pierce che se ne va sulla sinistra, palla in mezzo per Mascarenhas che anticipa Valenti ma non trova il tap-in che poteva significare lo 0-2, e allora il Licata ancora spazio per attaccare con il cross, l'ennesimo dalla destra di Arario, contro cross dalla sinistra, la palla spiova all'interno dell'area di rigore, c'è Esposito, c'è soprattutto Arario, altra conclusione deviata in maniera provvidenziale in calcio d'angolo dei difensori dei Montanari che ancora devono difendersi. Qui questa giocata sulla destra tentata
da Esposito, il contatto in aria, anche in questo caso il direttore di gara non ravvisa gli estremi per il calcio di rigore. Poi ancora l'ex Vittoria che propone in mezzo, la palla rimane lì, ci prova Flores col piattone, la palla si alza sopra la traversa, non arriva il gol per il Licata. E allora dopo i 3 fischi può festeggiare il Camarat che dopo i problemi, dopo le vicissitudini in settimana, espugna il campo del Licata, padroni di casa con 2 soli punti di vantaggio sul Marsala, secondo in classifica. Troppo fuori dai pali. La Torre, è passato bene il numero 9, che calcio. Primo intervento da parte di Posca, sta sul suo sinistro, poi dalle parti di Muro, ancora Argibay, non calcia, in buca da Di Maria, ottima l'uscita da parte di Posca, poi Foglia a far correre Di Benedetto, spazio per il 7. C'è equilibrio però fino ad ora, 0-0. Muro con spazio su Di Benedetto, finta, doppia finta, poi rientra con la sua lata, la lascia di piede, Argibay! Traversa piena Mendola, la Barbera, Muro, era lui a puntare, gira ancora la Barbera che ha spazio, deve andare forte alle parti di Posca, di Gilberto, ancora Lupo, verticale il pallone, occhio, grande riconquista da parte di Mendola e poi puntata da parte di Muro. Argibay rientra sul sinistro, appoggia da Di Maria che esagera nel tocco e nel dribbling da ultimo uomo, esce di Gilberto, Foglia dentro da Di Benedetto che sbaglia il colpo di testa praticamente sulla linea a porta sguarnita, facile. Di Maria, Muro a puntare Gambuzza, rientra sul destro, praticamente triplicato il numero 8 Di Benedetto. Posca lungo sul pressing di La Torre, occhio che recupera Di Maria, appoggia dalla Torre, la sblocca il Mistral su un errore in uscita da parte dell'arcobaleno Ispica, segna il numero 9 e sblocca la partita in un momento importantissimo quando mancano 3 alla fine del primo tempo. Panchina a rientrare quando possibile, La Torre ancora a pressare, Foglia se la cava, Di Benedetto a girare da Lupo, a rimorchio da Gambuzza e arriva il pareggio dell'arcobaleno Ispica. 1-1, cercavano proprio questo gli ospiti col quinto uomo. Si stanno trovando fino a questo momento né Muro né Argibay lo spazio per andare a calciare, qui lo trova Di Benedetto e Di Liberto risponde bene, occhio al Mistral che si è spaventato e può ripartire ancora con Muro, allarga da la Barbera, finta 2 volte, era stato bravissimo con la sua lata Modica, cercare il lancio lungo, Di Maria a recuperare Muro, mette dentro La Torre, fa la sponda per la Barbera, sempre a liberare Gambuzza, occhio che Di Liberto vuole fare ripartire subito La Torre, è uscito Posca, La Torre mette il corpo, porta vuota, bene Di Liberto a far ripartire subito il contropiede e il numero 9 fa doppietta, 2-1 Mistral. Dovrà riprendere La Torre a ripartire, la porta è vuota, nessuno calcia, Mistral in gestione, pressing altissima parte dei Rossi, la Barbera mette il corpo sul Lupo, la Barbera con il portiere assente punisce e fa 3-1 con Modica fra i pali. Di Maria, spazio per Mendola per punire e ancora una volta Posca, occhio alla Torre che è tutto solo destro, sparato, pallone verso Lupo, si appoggia ancora dal suo capitano, dentro il pallone bello per Gambuzza, arriva ancora Di Benedetto, la condiscono benissimo gli ospiti, fa gol Di Benedetto, 3-2, occhio che suo tabellino anche un assist, sto chiedendo a Muro che riparte, poi a recuperare 2 contro 1 contro Di Maria, appoggia da Lupo suo lato destro e palo pieno, si salva il Mistral, la toccata di Liberto dove non è stato proprio perfetto, e Di Maria con spazio per chiuderla, non riesce però a mettere il punto esclamativo sul match numero 12. Muro a calciare, va destro, preso in pieno l'estremo difensore dell'arcobaleno Ispica.
Siamo tornati live intanto per il secondo tempo di questa sfida. Sono subito due cambi con la Don Carlo Mesilmeri che subito cercherà nuove forze dalla panchina. Sicuramente entrerà Lautaro Canitano con la maglia numero 9. Vediamo il posto di chi. Poi anche un altro giocatore, però devo confermare tra un momento, appena avremo la certezza assoluta di chi entrerà, ma anche chiaramente di chi uscirà. Proviamo a ipotizzare, perché vediamo un po' tutti in campo, forse ci aspettiamo un passaggio di Sa 4 per consentire un uomo in più a centrocampo. Potrebbe essere una soluzione, anche perché sembra non esserci Caramanno. Sì, c'è Vitale, c'è Cossettino, ma non c'è Caramanno. C'è Ruffino, c'è Mineo e non c'è nemmeno Sanz, quindi credo che usciranno Caramanno e Sanz. Sanz tra l'altro ammonito per Canitano, che adesso sono arrivati adesso i tre arbitri di oggi. Ricordiamo il signor Ingrassia, il signor Bartolotti e il signor Piranio, tutti e tre della sezione di Palermo, per questo big match di giornata che però sta dando soltanto una squadra a giocare veramente da big, del Partinico Audace, che fa il suo ingresso adesso in campo, sorpresa anche un po' comoda rispetto agli avversari, che sicuramente hanno maggiore voglia adesso di ritornare in campo, perché dovrebbe essere quindi una difesa a 4 con Ruffino, Cossentino, non Caramanno ma Vitale e Cusumano, credo, a meno che invece non subentra al posto di Caramanno un difensore, di conseguenza in quel caso. Però Ruffino lo vediamo molto dietro in realtà, anzi con molta probabilità credo che Ruffino andrà a fare il terzo di difesa a sinistra, quindi penso che entrerà un esterno alto. C'è anche un cambio invece per Partinico Audace, dovrebbe essere Luigi Mendola. Mendola, vediamo al posto di chi. Tanto entra Canitano, entra anche Di Cristina, che infatti va dietro. E quindi dovrebbe essere un difesa a 4, un 4-4-2 adesso, con il Ruffino a sinistra, a destra Vitale, centrali Cosentino e Di Cristina, poi di fatto a largo a sinistra con Mustacciolo, Mineo e Cusumano, e davanti Canitano e Garriga. Dall'altro invece è entrato sicuramente Luigi Mendola, però vediamo a posto di chi. Alfano è lì, Di Mercurio è lì, Caroni è lì. Perché è uscito l'autore del poker, ovvero Mistretta, che non è più in campo. Sì, è uscito Mistretta intanto il secondo tempo, con il rilancio di Duri dalle parti di Caronia, e infatti è Iezzi a fare praticamente la punta, quindi un po' un falso 9, con Alfano alle spalle, Mendola come mezzala, Caronia e Iezzi sì, sarà all'attacco, quindi un attacco adesso molto molto tecnico. Perde la staticità e la fisicità di Mistretta, è stata fondamentale nel match del primo tempo, con ben 4 gol, ma non soltanto i gol. Mistretta ha fatto una gran partita anche di lavoro sporco. Tanto Vitale allontana, Cossentino, palla che si impenna, la mette giù, poi Mendola lotta, Mendola che ha giocato per diversi anni qui con la maglietta bianco-rossa, blu e rossa chiaramente, da Don Carlo Mesilmeri. Per lui una partita sicuramente molto importante. Rimessa laterale.
Cusumano, finta di battere, tende adesso l'arrivo del compagno, arriva adesso, poi sbatte sul volto praticamente di Mendola, appena entrato in uno dei suoi primi palloni toccati. Va dentro, salta, palla che rimane lì e poi Polizzi mette tutti d'accordo. Polizzi attende i compagni che si mettano meglio, infatti vede adesso Grillo, finta con la suola sulla pressione di Garriga. Raimondi. Mendola cerca di interrogare col compagno, palla regata però a Vitale, fa una bella finta di corpo, poi trova Canitano, la sponda su Mineo non corretta, poi Mustacciolo fa una bella giocata. Garriga va giù, non c'è nulla, si continua, poi Ruffino si lamenta un po' d'Argentino che spero si è rialzato. Ruffino ancora, bella giocata in mezzo a due, va anche giù, abbastanza dolorante. E quindi calcio di punizione. Vediamo chi batte da lì. Ci immaginiamo un traversone in mezzo, probabilmente. Pensare, ipotizzare un tiro è un po' complicato, però. Sistema il pallone Mustacciolo che guarda i compagni. Ci aspettiamo un traversone forse sul secondo. Polizzi sta chiamando Alfano e dice stai attento lì, perché Cusumano effettivamente è a rimorchio un po' distante, però palla potrebbe anche terminare su di lui. C'è anche Ruffino che però al momento non è marcato, rimane dietro solo Mineo invece. Va Mustacciolo sul secondo palo, non sbuca però nessuno. E quindi rimessa dal fondo, non sortisce alcun effetto questo calcio di punizione per Don Carlo Misimeri, che continua a soffrire, ma sicuramente ha alzato parecchio quello che è il suo baricentro. Lo vedete infatti abbastanza più in alto rispetto a prima, sicuramente sarà quello che avrà detto mister Napoli. Poi Caronia, ma o fuori gioco o l'ha controllata con il braccio, uno degli due. Cosentino di fatta sceglie di andare verso l'interno, bel passaggio su Mineo di ritorno, di fatta non la controlla e poi Grillo può sprintare sulla fascia destra, è molto veloce Grillo in mezzo a tre, ha fatto una bella giocata, qui secondo me poteva anche starci il fallo. Raimondi, anzi Cosentino, chiedo scusa chiaramente. Cusumano con il contrasto, poi il rimpallo lo favorisce, Cusumano attacca ancora sulla destra, bella giocata, è un Misimeri diverso, traversone dentro, deviazione, calcio d'angolo. È una Don Carlo Misimeri diversa da quella vista nel primo tempo, sicuramente mister Napoli nello spogliatoio avrà fatto un po' sentire la sua voce, perché effettivamente il primo tempo è stato da dimenticare, probabilmente il più brutto primo tempo della stagione. Ottima invece la Don Carlo Misimeri, che fino alla vigilia di questa partita si ritrova al terzo posto, invece adesso sicuramente Partinica Audace la supera. Sistema il pallone Mustacciolo, adesso ci sarà uno schema, salgono quasi tutti, poi traverso in testa e la butta in porta Garriga con la torsione. L'avevamo effettivamente detto, la Don Carlo Misimeri sembrava diversa in questo secondo tempo e Nahuel Garriga trova il suo settimo gol. Polizzi non è riuscito a gettarla fuori, sicuramente
lo diciamo anche in realtà nei primissimi minuti della partita, il vento può essere uno dei fattori determinanti, una discriminante di questa partita, e lo è stato ancora una volta, perché sui gol del Partito c'è stato sicuramente tanto aiuto del vento. Adesso con questo colpo di testa Polizzi credo che sia stato un po' ingannato, e quindi 6-1 l'ha un po' riaperta, però è veramente molto complicata. Sicuramente la squadra ospite deve crederci fino all'ultimo. Mustacciolo avanza, bella giocata, Mustaccio si ferma con il tacco, poi apertura mancina da Ruffino, non trova però nessuno dei compagni vicino, infatti è costretto a tornare dietro da Mustacciolo. Caronia gli dà fastidio e poi da terra la scarica da Cosentino, mette un po' di difficoltà Vitale che non la controlla bene, e poi mister Napoli ci regala diversi palleggi molto molto buoni. Appoggio sbagliato anche di Giorgio, primo errore della partita del numero 4, che è stato al momento incredibile, pulitissimo sempre in ogni suo controllo, ma anche il recupero palla. Ora invece fa il primo errore, ma siamo al minuto 53, credo che si possa anche perdonare. Intanto fallo di Mendola. Di fatta Alfano lo tallona, alza di testa, poi Mendola la controlla come può Garriga, sempre molto abile in questo genere di controlli, l'ex Nicosia. Ha avuto tanta difficoltà nelle prime giornate, il gol sembrava non arrivare mai, tanti errori. Poi invece il gol è iniziato ad arrivare, e come si è arrivato per Nahuel Garriga. Polizzi la sistema, ma con questo vento è un po' difficile farla stare ferma la palla. Spende tutto il tempo a disposizione Polizzi e fa bene. Palla lunga su Caronia, mismatch con Vitale, poi Di Giorgio la mette dietro, Di Mercurio cerca una sventata lunga, ma ancora una volta è impreciso. È un Partito leggermente impaurito adesso in questo secondo tempo, dopo i 6 gol incredibili realizzati nel primo tempo. Adesso c'è un pizzico di paura, c'è anche sicuramente un po' di stanchezza, perché fare quel primo tempo lì, quei 45 minuti con tutta quella intensità, poi ti porta chiaramente ad avere un po' di stanchezza dopo, ed è quello che sta chiaramente succedendo alla formazione di casa. È un calo fisiologico, ricordiamo, quindi sembra tutto normale. Carolina salta, non ci arriva, e poi direttamente in rimessa laterale con Vitale. Mustacciolo cerca un rilancio lungo, Garriga si fa scavalcare sul pallone, qui doveva secondo me controllarlo. Poi Alfano lo insegue, Garriga ancora molto bravo a recuperare il pallone. Garriga guarda la porta, la cerca con il mancino e non va lontanissimo, chiede scusa al compagno perché di fatto voleva quella palla, anzi Canitano voleva anche lui quella palla, però Garriga è andato per la porta e credo fosse la soluzione migliore da lì. Intanto è pronta a entrare in campo un altro grande ex della partita, dovrebbe essere la Vardera se non vediamo male da qui. E infatti entra in campo la Vardera dopo l'infortunio subito nel match contro il Licata, la gara di ripetizione vinta proprio dalla capolista. Un brutto contrasto, duro, molto duro. Entra finalmente in campo la Vardera, che è anche un ex, diciamo, come Mendola. Lo scorso anno erano due dei capisaldi della formazione. Oggi ospite di fatta, grande serpentina, fermato poi al limite quasi sul tiro. La Vardera non che è uscito,
È uscito Alfano nel frattempo. Con quindi Caronia e Iezzi che continuano ad essere attaccanti di questo nuovo assetto. La Vardera dovrebbe essere largo a destra, in realtà no, perché c'è Grillo, quindi è una mezzala di inserimento. La Vardera un po' come Mendola dall'altra parte. La Vardera che invece lo scorso anno giocava proprio la Don Carlo Misilmeri e giocava da quinto puro per Mister Napoli, molto molto utile nel suo scacchiere. Iezzi di Mercurio, Iezzi ancora la controlla, potrebbe calciare Caronia, fa girare tanto il suo destro, ma non basta, la palla va fuori. Voleva fare ancora un altro super gol Angelo Caronia, l'ha fatto nel primo tempo con quell'incredibile pallonetto. Palla direttamente su Polizzi. Pressione di Canitano, ma molto tranquillo il portiere, anche lui molto esperto. A 6,91. Di Giorgio Raimondi. Tocco centrale di prima Caronia, poi di Giorgio, si scontra con Canitano che si sita, cerca anche la porta, la parata del portiere, ma c'è anche un giallo. Del cartellino giallo per l'attaccante Lautaro Canitano, anche allontanato la palla, però chiaramente non lo deve fare. Diretto di gara gliel'ha fatta passare, e forse c'è un altro cambio per Partini Caudaccio, adesso vediamo. Dovrebbe entrare Macaluso, vediamo al posto di forse o per Iezzi o per Caronia, credo per Caronia che ha speso tanto in questi 60 minuti. Il gioco è ancora fermo perché sta discutendo con il mister Napoli. Raimondi va a lungo, di testa Vitale, poi Mendola mette controtempo di Giorgio, cerca di controllarla un po' come può Canitano, non riesce, ma adesso con un piccolo rimpallo riesce comunque a servire Di Fatta, che può partire veloce. Di Fatta, Duli lo fronteggia, vediamo se lo punta, non lo fa, va dietro da Ruffino, la controlla col mancino. Mustacciolo cerca il rilancio lungo, che si allontana invece con puntualità Martignetti. Poi sbaglia Di Mercurio, ruletta da parte di Cusumano che va anche giù, fallo di Caronia che va subito a chiedere scusa in maniera molto molto sportiva. Angelo Caronia, forse Cusumano non accetta le scuse, credo, sembrava. Arriva anche il cambio, quindi dentro Macaluso, vediamo chi esce. Secondo me Caronia che ha speso tanto, e invece no, perché esce Iezzi, esce Giuseppe Iezzi, per lui un gol oggi sul calcio di rigore, anche un assist per Mistretta, tanto per cambiare. Entra in campo Macaluso, sicuramente si metterà lì davanti, proprio prendendo il posto di Peppe Iezzi. E quindi calcio di punizione. Cambi conservativi, parte di mister Giannusa che leva i pezzi pregiati. E poi Mustacciolo fa finta di battere, che c'è veramente tanto vento, quindi la palla non riesce veramente a stare praticamente mai ferma. Credo quindi possa andare corto forse per evitare ulteriori movimenti, ma sembra non volerlo fare. Mustacciolo va dentro, allontana e sta Mendola, poi palla su Di Mercurio che spazza più lontano possibile, va di tra fuori dal campo.
Tanto è rimasto gioco su mano e forse, eh sì, credo ci sia un cambio per la botta di prima. Infatti entra, credo, lo staff medico. Abbastanza dolorante. Esce Cusumano, dicevamo. Che sicuramente non indimenticabile. Sarà quindi rimessa 3 per la Don Carlo Misilmeri con il Ruffino. Cerca la rimessa, ribattuta. È entrato Casucci nel frattempo. Che si mette in mezzo al campo, quindi in realtà non prende proprio il posto di Cusumano dal punto di vista tattico. E il rimpallo lo favorisce ancora, può attaccare la porta, vediamo, doppio passo, calcia alla Vardera, Chimento ha provato la giocata alla Vardera, voleva colpire la propria squadra, non ci è riuscito, si rimane sul 6-1, un tiro un po' troppo debole da parte della Vardera, non è il suo piede il mancino. Di fatta sterzata di Macaluso. Mustacciolo ancora una volta perde il pallone con Di Giorgio, attacca ancora una volta la porta Caronia, vediamo, va sul destro, potrebbe calciare, poi apertura per Macaluso che perde il tempo di gioco, poi c'è controversione. E quindi rimessa laterale per il Partico Dace con Macaluso che ha perso veramente l'ultimo momento, ha aspettato un po' troppo forse per poter calciare in porta, infatti poi è stato chiuso dall'ottima difesa del Misilmeri. Palla alta, Chimento ancora con qualche indecisione, questa volta fa la sua la palla di prima Casucci dalle parti di Garriga che lascia scorrere questa palla, c'è anche riuscito effettivamente con questo dribbling intelligente facendo scorrere il pallone, ma il campo questa volta non è stato dalla sua parte. Rimessa Mustacciolo, perso tanti palloni, forse un po' troppi, poi Canitano, Mustacciolo ancora, vuole autolanciarsi, poi si viene fermato da ottimo contrasto di Mercurio che poi nel modo di servire il compagno la regala però a Casucci che è appena entrato, fa subito una bella giocata, vitale. Cosentino, c'è Di Cristina ma si preferisce andare da Di Fatta, cerca la tecnica del 10, chiede palla a Casucci ma nuovamente da Cosentino con l'esterno, bella apertura su Vitale che può salire, cerca un traversone dentro, allontana con i pugni Polizzi, poi rimane forseggio il forza di maneggio del gioco fermo al momento, minuto 65 di gioco, 6-1 il risultato. Frattempo entrano lo staff medico da parte delle parti di Caudace. Nel frattempo c'è anche un altro cambio che potrebbe esserci a momenti in casa parti di Caudace. Nel frattempo Caronia ne approfitta per dissetarsi un attimo. Dovrebbe entrare Ribaudo. Vediamo al posto di chi. È ancora giù intanto Polizzi. Minuto 66, ricordiamo, per chi si fosse intenzionato in questo istante.
Sono passati attualmente 21 minuti dall'inizio di questa seconda frazione. 6-1 il risultato, ricordiamo, primo tempo terminato invece per 6-0. Poi la rete di Garriga con una bella torsione di testa che sembrava aver dato in là magari una possibile rimonta, però Partinico sta difendendo molto molto bene. Misilmeri sembra un po' appannata lì davanti. Di Cristina, Cosentino, accorcia Ruffino, ma si va dall'altra parte. Vitale, pressione di Caronia, ancora Vitale, allunga questo campo, di testa però la spizzata, non ci riesce, poi di testa come può Martignetti, poi di Giorgio dopo l'aiuto di Di Mercurio, palla lunga a cercare la velocità di Macaluso che però interrompe la sua corsa, palla fuori, intanto cambio dentro Ribaudo, vediamo al posto di chi? Forse per Grillo. Esce Grillo, buona partita da parte del numero 2. Riprende anche gli applausi meritatissimi per la partita. Con Di Mercurio che invece cambia lato, quindi vediamo Di Mercurio a destra, lo diciamo anche nel corso del primo tempo. Di Mercurio è un giocatore molto molto duttile, può giocare a destra, può giocare a sinistra, può giocare come braccetto in entrambi i lati, come esterno in entrambi i lati, come terzino, insomma avere un giocatore come Di Mercurio che può ricoprire tutti questi ruoli e li ricopre tutti molto molto bene, sicuramente è un fattore importante per il tecnico che si gode le sue prestazioni. Intanto svirgola un po' Casucci, in testa Mustacciolo, poi anche Canitano, tacco di Caronia, Canitano che è partito bene nel corso della partita, poi si è un po' arenato, credo, col passare dei minuti. Minuto 68 intanto. Di Cristina. Ruffino, torna dietro da Cosentino sulla pressione di Lavardera, che ha avuto la chance per colpire il Mesilmeri, la sua ex squadra, ma non l'ha sfruttata al meglio. Uno, due, Mustacciolo, cambia lato di Fattà. Non ci arriva però, palla troppo profonda, probabilmente il vento non lo ha aiutato, anzi, l'ha messo maggiormente in difficoltà. E va Duli a battere. Messa lunga, poi va giù. Ma Caluso non c'è nulla per dietro di gara. Vitale, lasciare il pallone. Casucci, Mustacciolo. Lancio da quell'altra parte, Di Mercurio svirgola un po', ma è comunque efficace perché interrompe l'offensiva della Don Carlo Misilmeri, che riesce comunque subito a ripartire con Di Fatta e Ruffino, cercano di dialogare i due, traversone dentro, poi si incespica sul pallone Duli, ma riesce comunque ad allontanarlo dalle parti di Lavardera. Adesso Di Mercurio, il lancio lungo, ma Caluso vuole mettere giù, poi scontro con Di Cristina, si lanciano anche un'occhiataccia. Mustacciolo, Di Cristina, Cosentino, Vitale, vede la sponda da parte di Canitano, poi Casucci, Vitale ancora, minuto 70 di gioco, mancano 20 minuti. Sicuramente i ritmi sono più bassi rispetto a quelli che abbiamo visto nel corso della prima frazione. Di Giorgio, tacco di Caronia, forse mette anche un po' in difficoltà il compagno che non si aspettava questo genere di giocate ed effettivamente doveva essere meno lezioso qui l'ex Canicatti. Palla orizzontale, anche qui è un po' velenosa, testa di Vitale, poi con il petto la ammortizza e poi la mette giù Ivan Lavardera che vuole dialogare con Caronia. Buon anticipo di Cristina che è entrato bene in partita, ma al momento non sta servendo tanto in realtà, ruolo comunque quello di difensore, insomma pensare che sia il difensore a fare il gol è un po' difficile, di conseguenza sta sicuramente tenendo bene il campo, però bisogna attaccare di più. Caronia la controlla, forse sembra un po' stanco adesso il DS.
Di Mercurio sbaglia il dribbling, non abbocca sulla finta con qualità di fatta che appoggia da Ruffino, poi si sovrappone, c'è invece il traversone, dentro la controlla, anzi però la girata praticamente Carrega. Non era una conclusione difficile, anzi tutt'altro, ma l'ha praticamente svirgolata l'attaccante. Era una bella palla però quella di Ruffino, messa con i giri giusti, con il mister Napoli che va subito a complimentarsi con Ruffino per la bella palla, bellissima palla messa in mezzo. Nel frattempo arriva un altro aereo che, dicevamo, la vicinanza con Punta Raisi è veramente minima, quindi si sente abbastanza bene ogni aereo che parte. Di fatta sbaglia il controllo, allontana come può Martignetti, poi Cossentino, Di Cristina con Macaluso, scivolata, brutto fallo, anzi no, non c'è nulla, tutto molto deciso Macaluso, sembrava potesse esserci anche gli estremi per un intervento irregolare, ma non per il direttore di gara che lascia continuare. Mustacciolo, Garriga, lotta come sempre su tutti i palloni, ma questa volta non riesce. Macaluso, lo insegue Di Cristina, sulla pressione molto molto alta, palla liberare la Vardera che è tanto veloce, la controlla, sa bene il Misilmeri che lo conosce tanto tanto bene. La Vardera danza sul pallone, destro-sinistro, finta, traversone, allontana di testa Vitale, palla a rimorchio, la mette giù ma non cerca la conclusione. Di Giorgio, Caronia, converge verso il centro del campo, Di Giorgio ancora, non vuole rischiare nulla, va dietro addirittura da Duli, scelta saggia da parte del vertice basso, poi la Vardera cerca una sovrapposizione un po' complicata da parte di Mercurio, sicuramente corretta, ma anche abbastanza complicata perché il campo è finito, il vento non aiuta e Chimento era nettamente in anticipo. Mustacciolo, Cossentino, Cossentino ancora, Vitale, nel frattempo è pronto un altro cambio, sempre per il Partinico audace, Casucci, Mustacciolo, cerca di trovare un compagno, lo trova adesso sul piede di Vitale che attraversa la versione dentro, ma decisamente da dimenticare da parte di Vitale che assolutamente è molto preciso con questi cross. Non lo è stato adesso, nel frattempo cambio, forse sta uscendo Caronia che si dirige verso il compagno, vediamo chi entra. E tantissimi applausi per lui. Esce Caronia, una grandissima partita, ma non è un giocatore che stiamo conoscendo oggi in questa categoria, ha fatto veramente sempre tanto la differenza. Entra Oscar Mendes, sicuramente c'è più fisicità in campo con Macaluso e Mendes rispetto a Iezzi e appunto Caronia, sono due giocatori più funambolici. Palla lunga subito, il petto di Mendes, poi Macaluso, Mendes ancora, bella palla, perfetta per Macaluso! E passa allora Macaluso fa un gran gol perché si dice perfettamente, ma secondo me va sottolineato l'assist di Mendes che appena entrato prima mette giù questa palla e poi con il piattone la mette con i giri giusti. 7-1. Minuto 76 di gioco, 7-1 il risultato, veramente sembra quasi il pallottoliere adesso. È un Misimeri che nel secondo tempo non ha concesso veramente nulla, bisogna dirlo, però alla prima occasione non ha sbagliato Macaluso che entra e fa gol, ma ripetiamo, Macaluso è assolutamente molto bravo, ma io grande merito lo devo dare a Mendes perché da lì fa
veramente una super giocata, poi Ruffino, bella qui la sua giocata, mancina, poi tocco di Garriga per la conclusione di Fatta, dritta sulle braccia di Polizia. Duli al centro, controllo non perfetto, poi Ruffino sta giocando molto bene adesso di Fatta, Ruffino ancora, traversone dentro per Garriga che spara fuori, ma ancora una volta Ruffino ha messo un'altra palla super e sicuramente forse il migliore in campo dei suoi Ruffino. Garriga è andato veramente fortissimo su questa palla, ma anzi no, era Canitano, chiedo scusa, era Canitano, non Garriga. Nel frattempo un altro aereo, sono ben tre già all'inizio partita. Raimondi finta contro finta, rischiando anche un po' sulla pressione di Canitano, poi Duli cerca del rilancio, in testa Macaluso la cicca di Cristina, Mustacciolo verso Vitale, adesso ancora Vitale la mette lunga per Garriga che in mezzo dove vuole passare. Di Giorgio oggi non si passa, una regola abbastanza chiara, quella del 4, perfetto praticamente in ogni sua azione. Mendola spazza, cerca di trovare un compagno, Vitale di testa, poi Mendes si accontenta. La rimessa tale non va a perdersi questo pallone, ma va a popolare un po' gli ultimi metri, quelli sicuramente che lo interessano di più, lì vicino alla porta, chiaramente. Di prima di Giorgio mette un po' controtempo, effettivamente Mendola, che non la controlla, non è entrato molto bene in partita Luigi Mendola, ed è un po' una notizia che solitamente un giocatore per questa categoria tanto forte. Misilmeri sicuramente lo conoscono tanto bene, dicevamo. Canitano, Garriga, cercano di dialogare i due, ma non ne riescono. Mendola dietro, Martignetti, poi Mendola ancora scucchiaiata su Mendes che la difende col fisico, è molto bravo qui a difenderla, poi sguscia via di Giorgio sulla pressione alta di Fatta. Di Giorgio ancora, Mendes, bella sponda, l'ultimo tocco dopo Macaluso è stato di Mineo. Tempo cambio per la Don Carlo Misilmeri, da chi entra? Entra lo giudice per Mineo, quindi si mette sulla fascia destra a tutta fascia, dunque dopo l'uscita di Mineo che ha fatto un primo tempo sufficiente, poi dopo il quarto gol poi dopo tutta la squadra in realtà è scesa. Sicuramente uno dei giocatori che oggi ha giocato meglio in casa Misilmeri è sicuramente Ruffino, con diversi palloni messi in mezzo molto interessanti. Riga ha fatto gol, però è stato forse anche un po' solo, intanto va giù. Possiamo tornare rapidamente, Mustacciolo cambia tutto, poi la Vardera in anticipo, esce di Cristina, poi riesce a rimanere sempre dietro, prendendo sulla velocità la Vardera. Mustacciolo, Vitale, poi Mendola a pressare molto alto, anche Mendes. Cosentino, Casucci, Mustacciolo, ennesima palla lunga, ennesimo errore però da parte dell'8. Ed è quindi rimessa dal fondo con Polizzi, si avvicina Pippo Raimondi, ma credo che Polizzi voglia andare lungo, mancano 9 minuti di gioco
Sicuramente l'intensità è decisamente scesa in questa seconda frazione rispetto invece a quella che ci ha accompagnato durante i primi 45 minuti di partita. Bisogna anche dire che è anche normale, dicevamo, un calo fisiologico avuto sicuramente dal Partinico, ma anche le poche motivazioni da parte del Misilmeri, che dopo aver preso 6 gol, insomma, non è mai stata veramente in partita questo pomeriggio, ed è un po' strano vista la classifica, perché Misilmeri in realtà è una squadra che alla vigilia di questo match si ritrovava al terzo posto con quota 27 punti, 26 invece quelli del Partinico Dace, ma dopo questo pomeriggio il Partinico supererà infatti il Misilmeri, andando proprio a quota 29, dunque posizionandosi sopra i 2 punti. Il Misilmeri sicuramente non è un 2026 che parte bene, però bisognerà sicuramente partire già e pensare alla prossima partita, ricordiamo contro l'Accademia Trapani. L'Accademia Trapani che ha fatto sicuramente dei buonissimi acquisti nelle ultime settimane, rinforzandosi decisamente dopo l'arrivo di mister Tarantino, Ferotti, Ficarrotta, Idrissu Subotan, insomma, questi comunque sono arrivati in casa Trapani, che però nell'ultimo match, ricordiamo, ha perso un po' a sorpresa contro la Folgore Calcio Castelvetrano 1-0, con tanto rammarico da parte di mister Tarantino, che ha contato veramente tutte le occasioni, effettivamente una trentina, ma senza fare mai gol. Nel frattempo esce Cosentino che lascia la fascia da capitano a Musacciolo ed entra con la maglia numero 17, adesso vediamo contezza, entra Mattia Barbera, quindi si cerca un po' il tutto per tutto, perché entra un altro attaccante, ma manca veramente poco, 7 minuti, infatti Barbera si mette subito lì davanti con Garriga e Canitano, però il tempo è veramente molto poco, il risultato è molto molto largo, vedremo se effettivamente ci sarà qualche gol da parte della formazione ospite. Garriga, Mendes mette tutti d'accordo, va dietro da Di Mercurio che allarga, Mendes va a prendersi questo pallone, fa sportellote anche la meglio, ma poi c'è pallone fuori. Mustacciolo di testa, di fatta, bel lavoro, manda a spasso la Vardera. Musacciolo, Canitano di fatta, sovrapposizione di Ruffino, cerca il traversone dentro, era una buona palla questa, perché sono quei palloni che rimbalzano davanti al portiere e possono essere veramente tanto tanto velenosi, ma nessuno lo ha attaccato e di conseguenza Polizia ha fatto scorrere saggiamente in rimessa dal fondo. Tempo continua a esserci veramente un incredibile evento. A lungo Polizie, palla direttamente in rimessa dal fondo, minuto 85 di gioco, sarà rimessa laterale per la Don Carlo Misilmeri, con le mani andrà lo giudice. Gioco momentaneamente fermo, adesso si può finalmente ricominciare perché mancano 5 minuti. Casucci la controlla, lo giudice ancora, va centrale alle parti di Fatta che poi allarga il gioco. Ruffino, finta di Fatta, la giocata, Ruffino, finta, palla che passa, ma non è su Di Fatta, poi Ruffino ancora se la va a riprendere questa palla. Canitano, bella giocata, appoggia per Barbera che ha cercato la conclusione, però era sì parecchio lontano, ma anche forse non messo perfettamente con il corpo. Ha fatto comunque bene a provarci Mattia Barbera. Minuto 86 di gioco, mancano 4 minuti, poi sicuramente conosceremo anche l'entità del recupero, ma non ci immaginiamo che ce ne possa essere tanto. Vedremo se effettivamente il signor Ingrassia concederà il recupero o meno.
Non ci sono state delle interruzioni importanti, soltanto quelle di 2 gol, chiaramente. Uno per parti nella seconda frazione, quindi 1-1 il risultato del secondo tempo, ma è chiaramente la seconda frazione, la prima frazione, quella che ha fatto perdere a Don Carlo Mesilmeri con quei 6 gol presi, e noi poi a Mister Napoli chiederemo chiaramente cosa sia effettivamente successo, perché qualcosa nel primo tempo non ha funzionato, forse ancora la mentalità, si è rimasti nel 2025, bisogna invece pensare al nuovo anno come un nuovo inizio, un nuovo tutto praticamente. Sicuramente questo switch l'ha fatto il Partinico Daci, che ha fatto un primo tempo straordinario. Mendes, e poi Ruffino lo butta giù, rischia anche l'ammonizione, chiede anche scusa al signor Ingrazia, effettivamente sa di avere sia commesso fallo che poi aver reagito con questa pallonata dritta sulle ringhiere, rischiando anche il cartellino giallo. Ruffino quello che deve fare è non prendersi questo cartellino, che sarebbe un cartellino praticamente regalato. Bisogna adesso soltanto aspettare il triplice fischio e poi pensare alla partita contro l'Accademia Trapani, che si giocherà, ricordiamo, domenica prossima. Vitale allontana cercando forse un compagno, forse una deviazione, alla fine non trova nulla. Minuto 88, mancano 2 minuti, ma ancora Di Tegara non ha dato segnali di eventuale recupero, quindi potremmo ipotizzare che possa non esserci. Mendes di testa, Vitale dietro da Chimento, incolpevole nel settimo gol. Ruffino per di fatta. 88 adesso di gioco. Di Cristina, Ruffino. Nel frattempo Polizia a comandare i propri compagni dalla porta. Da portiere vero. Sta comandando tutti i movimenti. Poco fa lo sentivamo chiamare la Vardera. Anche Macaluso. Casucci, Ruffino, sbaglia anche lui. Non fa fallo, Barbera, va giù, fallo adesso. Poi la Vardera e Casucci si dicono qualcosa. Minuto 89, che era molto corretta, con la Vardera che sta discutendo col direttore di gara, chiede spiegazioni. Calcio di punizione, va sul secondo palo, non ci arriva nessuno. Adesso vediamo, perché mancano 30 secondi. 2, forse 3 minuti di recupero credo siano stati dati, se non abbiamo capito male. Polizia si prende tutto il tempo a sua disposizione, ma sicuramente il vento non lo aiuta e credo che dovrà battere anche con qualche micromovimento. Qui non è un micromovimento, è un po' di più. Lo giudice, tocco da parte di Macaluso. Siamo arrivati al minuto 90 di gioco. Dovrebbero essere 3 minuti di recupero, se non abbiamo capito male. Poi Di Giorgio strappa ancora l'ennesimo pallone esterno, la Vardera poi cerca l'imbucata verso Macaluso, la sporca su Mendes e poi Chimento mette tutti d'accordo con una bella uscita. Ruffino, di fatta, Ruffino di prima, Barbera la controlla, un mezzo due, va anche giù, si continua, non c'è nulla. Di fatta, e poi la Vardera molto brava in fase di ripiegamento difensivo, scivolata dura di Barbera, ma è sul pallone per il Toricana. Ruffino, doppio passo, di fatta, potrebbe crossare, lo fa adesso, deviazione, poi allontana in testa Ruffino, palla che si impenna, poi Mustacciolo cerca ancora una conclusione molto complicata, palla fuori.
Minuto 91, nel frattempo va a muso duro Di Giorgio, che dice era rimasto a terra. Quindi aiutò adesso a rialzarsi la Vardera. Di Giorgio, gran partita, abbiamo già speso tante parole per lui. Manca 1 minuto e mezzo. Mendola, la Vardera, Di Giorgio, Ribaudo, tocca uno dei primi palloni da quando è entrato. Poi Mustacciolo, messo un po' in difficoltà dalla pressione di Macaluso. Ruffino, 92, manca 1 minuto, soltanto un giro d'orologio, credo, perché siano stati di 3 minuti, non 2. Non si è capito molto bene, però credo siano proprio 3. Canitano, di fatta, finta, cos'è crossa, c'è la sovrapposizione adesso, mette dentro e poi Barbera arriva a colpire con il tacco, ma c'era già posizione di fuorigioco, di conseguenza gioco fermo, e credo che su questa azione possa anche forse concludersi la partita, perché il tempo che Polizzi andrà a battere un rilancio, forse la palla rimbalzerà un paio di volte, poi sarà probabilmente fine match, con questi 3 punti per il Partinico Dace, che supera dunque a Don Carlo Misilmeri. Polizzi va a lungo, la Vardera la controlla con un aggancio magnifico, poi finta di corpo, va dietro, si complica un po' la vita, la Vardera la perde di fatta, poi la Vardera la riprende e con questa azione vince anche il match, vince il Partinico Dace contro Don Carlo Misilmeri, vince con il risultato di 7-1, inizia benissimo per il 2026, inizia invece al peggio per la squadra ospite biancorossa, che però deve pensare già alla prossima partita contro l'Accademia Trapani. Intanto, come sempre, vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisiri è tutto, buon anno ancora e alla prossima!